tinge sempre più di giallo la morte di un imprenditore veneziano di 61 anni a Buenos Aires. Sembrava suicidio, si indaga per omicidio. Bora, scirocco, neve, gelate, torna l'incubo del ghiaccio sulle strade. Oggi giornata di passione sulla A4 Venezia-Trieste e lungo la linea ferroviaria. Torna come ogni lunedì la rubrica Le Pagelle, i nostri voti ai personaggi e ai fatti più importanti della settimana. Nei nostri studi oggi è venuto Carlo Mioni. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia, giornata di maltempo da dimenticare, quella di oggi a Venezia. È caduta anche la neve, era mista d'acqua, mentre contemporaneamente vento di scirocco e bora hanno soffiato tutto il giorno, portando ancora l'alta marea. Disagi per i trasporti ferroviari e la mobilità, e il maltempo potrebbe durare l'intera settimana. C'è il timore che le gelate notturne facciano tornare l'incubo delle strade ghiacciate nel veneziano. La Protezione Civile raccomanda cautela agli automobilisti. Neve in montagna di 15 cm il servizio. Venezia flagellata dal vento di scirocco che soffia alla velocità di 40-50 km/h. Da oggi il centro maree ha previsto 3 giorni di acqua alta con le punte massime di 105 cm, ossia codice arancio. La nuova ondata di maltempo che ha compromesso la Domenica delle Palme oggi ha raggiunto il suo apice con piogge, temporali e persino neve a quote basse al nord. Stamane sulla linea Venezia-Trieste i treni sono stati costretti a fermarsi a causa della formazione di ghiaccio sulla linea. Il fenomeno è stato provocato dalle forti raffiche di bora che hanno soffiato per tutta la notte e che hanno sfiorato i 130 km/h. È stato chiuso anche per alcune ore il raccordo autostradale A4 in direzione Trieste a causa di un incidente dovuto al fondo stradale ghiacciato. Un tir è scivolato ed è finito di traverso sulla carreggiata. I meteorologi hanno chiamato la nuova perturbazione atlantica Thor, che sta facendo vivere all'Europa il marzo più freddo degli ultimi 50 anni. Nei prossimi giorni alla pioggia si alterneranno pause soleggiate, ma la temperatura rimarrà bassa e non sono escluse le gelate notturne. Centinaia di kit comprendenti anche una bevanda calda sono stati distribuiti oggi dagli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete agli autisti dei mezzi pesanti incolonnati per l'intera mattinata in seguito alla chiusura del raccordo per un incidente avvenuto fra Prosecco e Fernetti in direzione Slovenia. 3 tamponamenti e lo sbandamento di un tir a causa del manto stradale ghiacciato hanno avuto ripercussioni su tutta l'autostrada Venezia-Trieste. Rimasta sempre perfettamente percorribile, l'autostrada ha però subito i contraccolpi dei notevoli problemi presenti su tutta la viabilità mestrina triestina interessata dalla formazione di ghiaccio. Durante tutta la notte, infatti, le precipitazioni di ghiaccio misto a neve si sono alternate ad un forte vento, creando lastre scivolose sulla rete stradale. La circolazione ha subito dapprima forti rallentamenti e poi un vero e proprio stop. E gli agricoltori tremano, la Coldiretti dà l'allarme. Marzo è un mese pazzerello, ma era da 50 anni che non registrava temperature così basse. Sono a rischio molte coltivazioni. Ed è allarme nel Veneto per le colture estensive. Il crollo delle temperature e il ristagno idrico causato dalle forti precipitazioni sta ritardando le semine delle barbabietole e compromettendo quelle di mais ad alto rischio. Secondo la Coldiretti, in questo periodo gli agricoltori dovrebbero essere impegnati nella preparazione dei terreni, ma le piogge prolungate stanno allungando i tempi. L'associazione di categoria dei coltivatori diretti è preoccupata anche per il frumento. I terreni già zuppi presentano sacche d'acqua. Questa stasi potrebbe danneggiare per asfissia le piccole ancora delicate piantine. I timori inoltre degli imprenditori agricoli riguardano anche gli alberi da frutto e le viti. L'abbassamento repentino delle temperature causate dalle gelate notturne, infatti, è fatale per le piante di ciliegio, pere, pesche che stanno iniziando la fioritura. I cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi tutte le certezze su cui si fonda la cultura agricola e richiedono, secondo la Coldiretti, sempre più elasticità nella programmazione agronomica. Ed è giallo sul presunto suicidio di un imprenditore veneziano in Argentina. Sarebbe stato ucciso. La polizia di Buenos Aires infatti sta indagando sulla morte avvenuta lo scorso 4 gennaio di Mirko Zampieri, 61enne, noto imprenditore del settore gastronomico. Lo riferiscono fonti giudiziarie locali, precisando che potrebbe in realtà trattarsi di un omicidio.
Zampieri, che era nato a Venezia nel 1952, è stato trovato morto con un colpo d'arma da fuoco alla testa il 4 gennaio scorso nell'appartamento dove aveva abitato fino a qualche giorno prima. Ci sono una serie di elementi che smentirebbero la tesi del suicidio. La custodia della pistola che aveva in mano l'imprenditore è stata infatti trovata sotto il corpo dello stesso Zampieri e le fonti hanno anche precisato che l'esplosione del colpo non è stata udita da nessuno. Zampieri aveva lavorato tempo fa all'Adis Bar di Venezia e anche a Buenos Aires in un altro noto ristorante. Sempre nella capitale argentina aveva tempo fa fondato la società di pasta Maltesi. E ancora la cronaca nera, gli agenti del commissariato di Portogruaro hanno arrestato una 24enne croata destinataria di ben 16 condanne per 14 anni complessivi di carcere per reati contro il patrimonio commessi in diversi luoghi d'Italia, già da quando aveva 13 anni. La giovane donna, che era nota anche nel portogruarese, è stata rintracciata in un'abitazione della frazione di Lugugnano. E cambiamo argomento, parliamo di tasse. Cresce la preoccupazione per la stangata prevista nei mesi di giugno e luglio. È previsto un concentrato di tasse e imposte che potrebbe dare il colpo di grazia a molte imprese in rosso. Arriva una nuova stangata da 25 miliardi di euro per le piccole imprese. Lo dice la CGA di Mestre, che ha calcolato gli introiti che l'erario incasserà nei mesi di giugno e luglio, periodo in cui si concentreranno le tasse IMU e TARES, le imposte IRPEF e i contributi INPS. L'enorme spesa che nei mesi estivi spetta al mondo delle piccole imprese è dovuto agli aumenti delle tasse a partire dal 2011. I contributi INPS, ad esempio, aumentano dello 0,45% l'anno e non smetteranno fino al 2018, quando raggiungeranno il 24,9%. Peserà sul bilancio aziendale anche la nuova tassa sui rifiuti TARES, che dovrà coprire l'intera spesa dello smaltimento dell'immondizia. L'aumento previsto per questa tassa rispetto alla vecchia TARSU è di 0,3 euro al metro quadrato, ma il Comune potrà elevarla fino a 0,4 euro nel caso lo ritenga necessario. Riguardo l'IRPEF è previsto un aumento, dato che le aziende potranno dedurre meno costi, come per esempio l'auto aziendale. L'unica nota positiva riguarda invece la riduzione del peso fiscale per le aziende che hanno alla loro dipendenza donne o giovani di età inferiori ai 35 anni. Quelli che si stanno per avvicinare sono mesi duri per i piccoli imprenditori, che si troveranno costretti a tirare nuovamente la cinghia per poter sostenere gli enormi aumenti delle tasse, una situazione che rischia di dare il colpo di grazia alle aziende già in crisi. E ad allarmarsi non sono soltanto i cittadini italiani, ma anche i comuni, che subiranno tagli equivalenti all'ammontare dei fondi che saranno raccolti con la TARES. Il sindaco del comune della Marca di Godega di Sant'Urbano, Alessandro Bonet, ha inviato una lettera al presidente del Senato, Pietro Grasso, per discutere di alternative ragionevoli all'attuale insostenibile imposizione fiscale. E torna intanto il braccio di ferro tra le commesse e i centri commerciali del veneziano decisi a tenere aperto il giorno della festa della liberazione del lavoro. Commesse sul piede di guerra contro le aperture domenicali e festive. Anche quest'anno lavoreranno il 1° maggio, festa dei lavoratori, oltre che il 25 aprile e Pasquetta. Tiziana D'Andrea, leader del movimento Domenicano Grazie Veneto, difende a spada tratta tutte le festività e le celebrazioni. La storia, secondo la D'Andrea, non si può cancellare e non rispettare le ricorrenze legate al nostro paese è un furto di identità. Il movimento è deciso a continuare la lotta ad oltranza, tanto che se i giganti dello shopping non torneranno sui loro passi, organizzerà una manifestazione a livello nazionale. Intanto prosegue Libera la Domenica, la raccolta firme promossa da Confesercenti con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che proseguirà fino ai primi giorni di aprile anche di fronte alle chiese, in accordo con il Patriarcato di Venezia. Il direttore della Pastorale per gli stili di vita, Don Gianni Fazzini, punta il dito sul fatto che l'apertura dei centri commerciali costituisce l'ennesima attrattiva che distoglie i fedeli dalla presenza alla messa della domenica. Porta all'impoverimento dei rapporti familiari, oltre che alla chiusura dei piccoli negozi che impoverisce i quartieri e li rende meno sicuri. E ora parliamo di un fenomeno che si sta imponendo sempre più, il temporary outlet.
Saranno la crisi dei consumi, i portafogli più leggeri o le nuove tendenze dello shopping ad aver spinto gli imprenditori veneti ad inventarsi nuove tipologie di vendita e a seguire le tendenze europee di marketing più in voga. Fatto sta che la nuova frontiera dello shopping sembra essere il temporary outlet. Dopo il successo degli spacci e delle cittadelle fuori città arriva l'outlet temporaneo, come quello che è stato inaugurato proprio questa mattina a Cazzago di Pianiga e che resterà in Via delle Industrie solo per pochi giorni. Sono molti i marchi noti in esposizione tra gli scaffali, tutti con prezzi concorrenziali e scontati. Infatti la formula del temporary outlet permette anche a chi ha il portafoglio leggero di concedersi un capo griffato. Temporary Outlet si trova a Cazzago di Pianiga, via dell'Industria numero 2, è un progetto creato dalla nostra azienda, leader nel settore fashion e numero 1 in Italia. Siamo licenziatari e produttori e distributori di molti marchi presenti nei nostri negozi. Così diamo la possibilità ai nostri clienti di acquistare tramite un nuovo e nostro progetto itinerante. Diamo la possibilità di trovarci oggi a Padova, domani a Treviso, poi a Torino. Potete trovare inoltre i nostri marchi più prestigiosi, Timberland, Armani, Jackerson e molti altri famosi. Al Temporary Outlet potete trovare più di 50.000 capi di abbigliamento a prezzi esplosivi. La ragione dei prezzi sbarrati è nota. Negli outlet le collezioni in vendita non sono quelle appena uscite sulle passerelle e in bella mostra sulle vetrine dei negozi in città, ma le produzioni delle stagioni passate. A questo il temporary outlet aggiunge il carattere itinerante. Per scongiurare il mostro affitti, bollette e IMU, mescolati al calo delle vendite e ai magazzini traboccanti di merce invenduta, questi punti vendita rimangono aperti solo per qualche giorno o settimana, per poi cambiare città. La merce però è la stessa e con gli stessi prezzi concorrenziali. Le ultime novità, buoni prezzi, mi sono rifatta il guardaroba. E ora rimanete con noi. Sono esplosi i prezzi al Temporary Outlet di Cazzago di Pianiga. Le migliori marche di abbigliamento e calzature. Temporary Outlet è solo a Cazzago di Pianiga in via dell'Industria 2, presso l'ex abbigliamento Dalla Libera. Domenica aperto. E ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Tra le altre cose parleremo di esibizioni sexy, campanili che pendono e multe in arrivo. Tutto pronto per l'arrivo di 6 autovelox a Mirano. Si chiamano Velo OK o Speed Check e sono colonnine verticali arancioni che saranno continuamente spostate in 8 diverse sedi. Funzionano soltanto con la presenza di una pattuglia e saranno in attività da aprile. 3 saranno nel capoluogo, le altre nelle frazioni. Tornano i nudisti nella laguna del Mort. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, si è dichiarato disponibile a rinnovare l'autorizzazione all'ANAA, l'associazione dei naturisti altoatesini che 2 anni fa ha gestito la spiaggia. Nel frattempo si aspetta l'approvazione della legge regionale che consente il naturismo sul litorale veneto. Più fondi per il sociale nel bilancio di previsione 2013 di Mogliano Veneto. Il comune si trova a dover affrontare un numero sempre crescente di richieste d'aiuto, 200 le famiglie assistite, non soltanto extracomunitarie ma anche tantissime italiane. Nel 2012 sono state distribuite 35 tonnellate di alimenti. Il campanile di Refrontolo pende, non è una falsa percezione ma la nuda realtà. La conferma arriva dopo un'ispezione del comune. Una leggera pendenza è confermata dai dati, ma non c'è alcun problema statico, rassicura il sindaco Maria Grazia Morgan. L'importante è che l'inclinazione non aumenti. Dopo il blitz sul palco del Geox di Padova, la sexy star Gillian si è presentata senza veli al comizio di Berlusconi in Piazza del Popolo a Roma. In questo modo Giulia Tolone, in arte Gillian, nativa di Monselice, sta combattendo la sua battaglia per l'uso delle staminali, in particolare per curare Giulia, 3 anni, di Firenze, colpita da una malattia degenerativa. Un magazziniere senegalese di 22 anni è l'uomo più bello del Veneto. Diouf Mamadou ha vinto il titolo regionale di Mister Italia alle Brentelle di Rubano, imponendosi su una quarantina di partecipanti.
Mister Mamadou è alto 1,95 m, ammira Balotelli e la sua ambizione è diventare modello professionista. Auguri! E ora la nostra rubrica dedicata alle pagelle, sui personaggi e sui fatti accaduti nella scorsa settimana. Ed eccoci qui di nuovo con la rubrica Le Pagelle ed è di nuovo il turno di Carlo Mion. Grazie Carlo per essere venuto. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, con chi cominciamo con le pagelle, con i voti? Direi che, visto che si sta avvicinando la Pasqua, potremmo parlare del turismo e di come il territorio sta affrontando la questione. Già gli albergatori di Jesolo si sono lamentati dicendo che il comune non ha organizzato iniziative, nulla, e quindi temono che ci sarà un grande flop. In questo momento non ci sono grandi prenotazioni. Beh, a parte il tempo che secondo me garantisce un flop in questo periodo, anche perché stando alle previsioni e stando anche a quello che vediamo e quello che sentiamo, c'è neve fino a maggio, per cui molti tedeschi, austriaci che dovrebbero scendere per Pasqua oppure ancora meglio per Pentecoste preferiranno andare in montagna. Di sicuro c'è una questione, ma è irrisolta da tempo, cioè mettere in rete questa ricchezza, gli enti, le varie componenti che gestiscono il turismo in Veneto, che è una grandissima ricchezza e che spesso non c'è. Basti pensare a volte quando noi andiamo su internet per vedere di trovare il Cavallino, o per non dire Jesolo, così, e troviamo delle risposte più assurde, non so, la collocazione lontana chilometri da dove in realtà è, e via dicendo, e ci sono stati esempi fino a qualche mese fa dove gli albergatori e gli stessi sindaci della zona si lamentavano con la regione perché aveva dato dei dati non poco veritieri, no? La collocazione del Cavallino, che guardando bene si trovava in Friuli Venezia Giulia o in Liguria. Quindi nell'era, voglio dire, di Facebook, di internet, di tutto di più, noi ancora da questo punto di vista non riusciamo a muoverci. Secondo me manca un coordinamento che ci garantisce di sfruttare al massimo le risorse che il Veneto ha, perché il Veneto in realtà è la regione più ricca di offerte d'Italia, perché vai dalle montagne più belle del mondo, che sono le Dolomiti, gioco in casa, vabbè, ma si può ben dire che sono le più belle del mondo, ha un mare comunque bello, ha delle lagune straordinarie. Soprattutto un mare organizzato, con una vita mondana notevole, quello è anche molto. A parte anche la mondana, mettere in rete, perché io penso ai giorni in cui piove e la gente scappa dalle spiagge d'estate, si fionda su Venezia e si crea subito l'ingorgo, cioè non si può entrare a Venezia. È successo l'anno scorso, è successo 2 anni fa in luglio-agosto. Ecco, io credo che un sistema di messa in rete dei vari enti forse sarebbe la cosa giusta, e questo spetta secondo me alla regione, deve avere questo ruolo di coordinamento maggiore rispetto a quello che è la gestione locale, deve convincere anche gli assessorati al turismo locali, alle varie aziende di soggiorno, così, a giocare più in rete, perché io credo che anche l'offerta che deve essere fatta nei paesi stranieri, la presentazione, deve essere un pacchetto uguale, cioè un pacchetto che non deve vedere che ci siano enti più o meno ricchi rispetto ad altri che vanno a promuovere il turismo dei loro luoghi. Io credo che ci voglia più rete, più coordinamento. Sente, quindi un brutto voto all'assessore al turismo, all'assessore regionale. Ma io non direi all'assessore al turismo, io dico a tutti che si devono mettere in rete, cioè devono fare un passo indietro. Quindi anche le APT, che tra l'altro in questo momento stanno vivendo un momento difficile. APT, organizzazioni, comuni, via dicendo, devono parlarsi di più, perché io credo che chi viene a Venezia possa andare sul lago di Garda o possa andare a vedere la laguna nord, che è straordinaria. O vada nelle zone termali di Padova, che in questo momento stanno vivendo un momento difficilissimo. Ecco, l'offerta è fantastica. Se si promuove l'insieme, credo che ne vada anche del nostro bene. Un voto. Beh, mettiamo un non classificato, perché adesso è anche colpa del tempo se la gente non arriverà per Pasqua, perché con questa Pasqua così non credo ci sia voglia di andare al mare. Vabbè, però ci sono sempre le città d'arte, no? Senti, cambiamo argomento. Grandi navi, è iniziata la stagione crocieristica, proprio questo fine settimana c'è stata una manifestazione di protesta del comitato No Grandi Navi. Allora, dico questo, io credo e sono convinto che gli americani, se vengono a Venezia, vogliono passare davanti
a San Marco a fare questi famosi inchini, che sono una delle cose più brutte e pericolose che possiamo immaginare. Allora io sono convinto che però questo non deve essere la scusa per dire allora niente navi, allora niente crociere. Io immagino che un americano, anche se non passa davanti a San Marco, quantomeno a Venezia ci voglia venire. Certamente non bisogna scaricarlo in mezzo al mare, certamente non bisogna lasciare là, ma andiamo a Marghera, andiamo di qua, andiamo di là. Il problema è questo: io sono convinto che bisogna che si parlino di più, comune, porto, e ancora la regione deve avere un ruolo in questo, perché chi viene a Venezia, è vero, si ferma a Venezia, ma comunque viene in Veneto, allora c'è la possibilità di offrire altre cose, però devono parlarsi, perché è impensabile che una grande nave, tutte queste grandi navi, continuino a passare davanti o a fermarsi davanti 2000, a San Marco. 2000 passaggi. Non è ammissibile, perché è di un rischio unico. E dopo, voglio dire, chi arriva a Venezia si vede passare la nave, magari si ferma, come quando si fermano davanti a via Garibaldi, che per un'intera giornata la gente non vede più la TV perché si ferma tutto. Non è ammissibile, anche perché è rischioso, l'abbiamo visto, l'inquinamento. L'importante è garantire al turista, al crocerista che arriva a Venezia, la possibilità in breve tempo di raggiungere il centro storico, l'albergo scelto, a fare la visita che ha deciso. Quindi va benissimo il terminal offshore, va benissimo l'attracco a Marghera, insomma, purché ci si organizzi, tu dici. L'importante è l'organizzazione. Senti, un voto. Allora, un voto, io dico 5 a tutti in questo momento, perché si è discusso, si è continuato a discutere, via dicendo, ma è il tempo anche di fare, di scegliere, di avere il coraggio delle scelte. Spesso a Venezia si lasciano andare le cose perché non si ha il coraggio di scegliere. Le scelte possono essere anche impopolari, però bisogna scegliere, altrimenti si è così in uno stallo che si aspetta chissà cosa. Io sono convinto, attenzione, che i turisti, comunque, anche se non passano davanti a Venezia con le loro grandi navi, a Venezia ci vengono lo stesso, perché Venezia, comunque che se ne dica, è unica. È unica. Senti, altro argomento, spending review, anche questo fine settimana il Papa ha davvero tenuto banco, ha detto delle cose bellissime, ha detto non fatevi rubare la speranza, poi con questo esempio continuo di riduzione di spese, eccetera, sta dando l'esempio. Devo dire che anche il nostro patriarca Francesco Moraglia, quando è venuto a Venezia, aveva già dato subito un po' un segnale diverso, aveva fatto acquistare i mobili all'Ikea, insomma c'era stata un'aria un po' diversa, no? Allora, non voglio essere di parte, ma anche per un non credente immagino che quello che sta dando di esempio Papa Francesco sia importante. Allora do un 10, sono credente, ma un 10 a Papa Francesco, perché io credo che a volte è vero che non sempre l'immagine è sostanza, però è anche da qualche parte bisogna iniziare. Lui l'esempio lo ha dato. Adesso è di moda, no? Perché si vedono i politici che vanno alla Camera in bicicletta, quegli altri vanno col mezzo pubblico. Non tutti, però insomma anzi, qualcuno... voglio dire, se Monti, Napolitano, Fini, Berlusconi, tutta questa gente qua avesse cominciato a dare l'esempio. Sì, avesse dato. Però ci deve essere una data di inizio. E allora l'esempio di Papa Francesco, ma voglio dire proprio anche di Moraglia quando è arrivato qui, perché Moraglia quando è arrivato qui ha cominciato a dire delle cose, a parlare, dare un esempio che non è poco. Io sono convinto che se la Chiesa non torna indietro, perde consensi, passatemi il termine, diciamo, credenti. Perché non era possibile vedere tutto quello che veniva mandato d'immagine del Vaticano, le scarpe di Prada, gli ermellini, le croci d'oro e via dicendo. Per carità, voglio dire, non è quello, perché può essere un regalo, tutto questo, però è un'immagine. No, sì, non sono certo queste le cose che risanano il mondo, però è un esempio che se venisse preso a cascata da tutti, forse... Ma io credo che la Chiesa di strada, o gli esempi della Chiesa, che povera anche da noi ci sono, cioè la Chiesa degli ultimi, c'è
C'è anche qui nel veneziano, non ci dobbiamo dimenticare, pensiamo alla Caritas, pensiamo a tutto quello che fanno i preti di periferia, pensiamo alla chiesa di Marghera, alle varie situazioni, per cui voglio dire c'è una base, di sicuro però deve partire anche dall'alto una decisione a dire basta a queste cose, perché io capisco che andare a predicare alla gente adesso che bisogna essere parsimoniosi così, però presentarsi davanti a milioni di persone in tutto il mondo con croci che valgono 30.000 euro, con la pelliccia, con le scarpe di qua, possono anche essere regali, lo immagino, però uno dice ma scusa, perché io devo stare qui a elemosinare i 10 cent e tutti presenti agghingato come una Madonna, con rispetto della Madonna. Senti, parliamo dei tagli al trasporto pubblico, anche questo è un argomento di attualità di questa settimana, perché sono arrivati ulteriori 4 milioni di tagli da parte della Regione Veneto alla CTV, il che significa, è stato già detto, che saranno tagliate delle corse e saranno aumentati i biglietti soprattutto. Quindi. Io sono convinto di una cosa, che se i servizi funzionano forse anche il pendolare, io sono un pendolare, diciamo, paga il biglietto, anche un aumento. Il problema è che aumentano i biglietti, però i servizi rimangono uguali, quindi vuol dire che qualcosa non va. Io sono sempre convinto di un'altra cosa, che finché in Veneto, ma in Italia in genere, ma io parlo della mia regione che conosco, non ci sarà una vera concorrenza nel trasporto pubblico, sarà sempre così, perché io stamattina arrivo da un'altra parte, non dalla parte di Trieste in cui dicono che c'è il ghiaccio sugli scambi, c'è tutte queste robe qua, io vengo dalla linea, percorro di solito ogni mattina con i treni che provengono dalla linea di Milano, diciamo Verona, Vicenza, Padova e via dicendo. Stamattina più o meno tutti erano in ritardo da 10 a 20 minuti, non so, la pioggia, non ho capito, ed erano affollati così tutti i santi lunedì, ma mediamente anche gli altri giorni. Perché? Adesso ulteriori 4 milioni di tagli alla CTV, ma in genere dei tagli così, cosa porteranno? Ad ulteriori tagli, no? Ad ulteriori problemi, ad ulteriori rallentamenti. Io credo che non ci sia una politica del trasporto corretta, nel senso che finché non si introduce la concorrenza non ci sarà un risparmio vero sui trasporti. Senti, quindi un voto? No, io do un 5 a Chisso, perché fa le multe, cioè ad esempio parliamo dei pendolari, i pendolari dopo un tot di ritardi dei treni, la Trenitalia, la FRFI, ti rimborsa una quota sull'abbonamento successivo. Ma io dico questo, se io ogni mattina arrivo in ritardo al lavoro, il mio titolare di lavoro cosa dice? Che gli do i soldi, di certo non gli posso dare i soldi del rimborso dell'abbonamento, è un problema diverso, non è che con l'abbonamento rimborso puoi sistemare lo studente che magari va a lezione più tardi, cambia la lezione e via dicendo, ma voglio dire, quelli che devono andare a lavorare devono marcare il cartellino, quelli non è che con il rimborso dell'abbonamento o parte di questo hanno risolto i loro problemi. Per il titolare di lavoro quella persona è inaffidabile perché arriva in ritardo, ma non per colpa sua. Poi dico, facciamo un altro esempio, credo che se ne renda conto anche Trenitalia, visto che l'ultima volta che i pendolari a Quarto Altino sono scesi sui binari ha lasciato perdere, non ha denunciato nessuno, ma lì si poteva denunciare, ma perché non li ha denunciato? Perché molto probabilmente si rende conto di cos'è la situazione. No, anche perché non li hanno identificati. Senti, altro argomento, Wikipedia, c'è stato un braccio di ferro durante la settimana tra il sindaco di Campolongo e Wikipedia, perché hanno detto, compariva insomma questa cosa di Maniero che era cittadino onorario della città. Qui solleviamo due questioni. La prima, noi pensiamo che salendo, usando un termine un po' così, molto di moda adesso, in internet, lì troviamo la risposta a tutto quello che c'è in internet, in rete è buono. No, non è buono. Seconda cosa, chi si occupa di Wikipedia dovrebbe stare un po' più attento all'usare i termini. Perché? Perché Maniero può essere sì citato milioni di volte, ci hanno pure fatto libri, ci hanno fatto adesso anche una fiction e via dicendo, però per quelle terre è un marchio che prima se lo tolgono meglio è, perché ha sempre voluto dire negli anni 80-90 morte, spaccio,
mafia, perché comunque è stato condannato per l'associazione di stampo mafioso. Per cui stiamo attenti quando si sale su internet che tutto quello che viene propagato non è buono, no, anzi la gran parte è anche rifiuto. Seconda cosa, Wikipedia dovrebbe stare molto più attenta, perché è considerata un'enciclopedia un verbo, purtroppo. Tante volte si dice l'ho trovato su Wikipedia, in questo caso Wikipedia ha fatto una brutta figura. E l'altra cosa... Ma c'è un filtro, perché c'è questa idea che in fondo tutti inseriscono queste notizie e non c'è nessuno... C'è un filtro dovuto cioè un vero filtro, una vera verifica non c'è. Quindi siamo noi Wikipedia, no? Praticamente siamo noi che dobbiamo indicare sì o no, e questo è purtroppo il limite grosso. Quindi un brutto voto? Quindi va un brutto voto a Wikipedia, io do 4 perché... Quindi alla formula, diciamo, di Wikipedia. Alla formula, ma soprattutto al concetto che noi abbiamo di rete, perché molto spesso noi, ripeto, saliamo in rete, pensiamo di trovare tutto, lì tutto quello che è in rete è buono, in realtà non è buono, dalle foto taroccate alle informazioni un po' verosimili che non lo sono, per cui è molto pericoloso da questo punto di vista. E l'ultima cosa che dico su Maniero e su altri banditi, tante volte noi giornalisti o persone che si interessano di fatti di cronaca nera e via dicendo, pensiamo che scrivere un libro e raccontare l'immagine di un bandito in una determinata maniera sia una cosa così, che fa figo, che allora anche noi abbiamo scritto un libro così, però facciamo dei danni, perché spesso... Cioè creiamo degli eroi negativi. Creiamo degli eroi negativi, però creare gli eroi negativi senza spiegare bene, senza entrare nel merito delle cose, si rischia solo di dare un'immagine, soprattutto ai più giovani, e dire ok, questo è un eroe positivo, allora è un eroe. No, non lo è un eroe, perché ci sono 17 omicidi, perché ci sono persone che sono morte anche indirettamente con tutta la droga che ha trattato, no? Allora, dare sempre questa immagine di scrivere un libro, allora Maniero, le gesta, e a volte creargli questa aurea di eroe o così, è pericolosissimo, ma anche per altri banditi, voglio dire, o altri ladri gentiluomo, ladro gentiluomo di qua, ladro gentiluomo di là, è pericoloso perché si dà un'immagine fuorviante di quello che è stato e di quello che è il mondo di queste persone. Vabbè, quindi 5 insomma. 5, anche 4. Anche 4. Grazie Carlo per essere stato con noi, ti aspettiamo fra 2 lunedì. Grazie, buongiorno a tutti. E ora le previsioni del tempo nel dettaglio per i prossimi 3 giorni. Come abbiamo già detto, sarà una settimana così colpita in cui imperverserà il maltempo. Instabile fino a Pasquetta, con nubi, precipitazioni e temperature inferiori alla media stagionale. Martedì 26 marzo, molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e discontinue di modesta entità, anche miste a neve, rinforzi di bora sulla costa, valori termici stazionari molto bassi per il periodo, compresi fra 2 e 8 gradi, mare da mosso a molto mosso. Mercoledì 27 marzo, tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, non piove, temperature in lieve rialzo, mare mosso. Giovedì 28 marzo, nuvolosità in aumento fino a cielo coperto, con piogge abbondanti nel pomeriggio, minime in risalita, massime in diminuzione. Venerdì 29 marzo, nuvolosità estesa e compatta, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, valori in ripresa oscillanti fra 7 e 10 gradi. La marea di martedì 26 marzo è sostenuta, la massima alle 22:15 1 metro, la minima alle 16:10 10 centimetri. Prima di salutarci vi ricordiamo che siamo sul canale 19, dopo 2 anni di una battaglia legale piuttosto intensa siamo riusciti a ottenere questo grande risultato che vi dà la possibilità di trovarci molto prima nel telecomando. E intanto Televenezia premia chi si dà da fare, chi si inventa un lavoro nuovo, chi ha iniziato una nuova attività. Per farsi conoscere basta inviare una mail a marketing@televenezia.it
o chiamare lo 041 93 15 14. Televenezia sorteggerà un vincitore che riceverà un premio in comunicazione del valore di 1.000 euro. È un'iniziativa per aiutare chi ha perso la speranza di trovare un lavoro o di trovarne davvero uno. Grazie a tutti per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.